Eh sì, arriva Adria di Natale, Aria di Natale ad Adria di Rovigo, c'è il programma delle manifestazioni, certo, un saluto da parte di Andrea Bolognese del blog di Adria e del Polesi nel gruppo Facebook e anche la pagina Facebook al quale ovviamente potete iscrivervi poi, condividere le vostre locandine, le vostre manifestazioni, eccetera, eccetera. Allora, e poi ovviamente se le mettete sul gruppo noi le condividiamo sulla pagina e viceversa, e se abbiamo tempo facciamo come in questo caso anche il file audio. Un saluto da Andrea Bolognese, e se volete ascoltare un po' di buona musica mi stacco una marchetta, andate su mixcloud.com/singlechat, che ho ricominciato anche a fare radio con il programma Selected for You. Comunque se avete voglia andate là, e tra poco uscirà anche l'elenco di tutte le radio che hanno ospitato il mio programma. Allora, vabbè, parlavamo di Natale ad Adria, è uscito il programma ufficiale, che vi linko anche qua nella descrizione del video, così voi cliccate sul link e andate a vedere con i vostri occhi il programma di Adria di Natale. Ovviamente noi ricorderemo grosso modo il weekend, cosa succederà nel weekend, ma anche durante tutta la settimana ci saranno dei bellissimi appuntamenti veramente da non perdere, proprio per immergersi in atmosfere natalizie nella città di Adria. Allora, molto importante questo weekend, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ci saranno le stelle di Natale dell'AIL per chi le volesse acquistare, ovviamente fare anche del bene. Poi velocemente venerdì 6 ci sarà un open day al museo archeologico in vista della giornata dei diritti delle persone con disabilità, in appunto collaborazione con l'associazione Studio D, dalle 9:30 alle 12, dalle 15 alle 17:30. Poi ci sarà il trenino elettrico per tutti i bambini, il lungo corso Vittorio Emanuele alle ore 16:30, sempre venerdì 6 questo, e poi letture natalizie presso la biblioteca dei ragazzi, e alle ore 21 Angelus Pintus con destinati, il suo show destinati all'estinzione. Poi comunque vi ricordo c'è il link qua sulla descrizione, cliccateci e andate a vedere la locandina con i vostri occhi. Sabato 7 dicembre sempre stelle di Natale dell'AIL, poi ci sarà una raccolta di giocattoli nel pomeriggio, vin brûlée e cioccolata comparata natalizia a cura di Arti in Strada, e tutto questo è sabato, sempre in Corso Mazzini e Piazza Cecco-Grotto. Poi ci sarà sulla via del Natale, passeggiando sulla riva del Canal Bianco, fra le presentazioni di antichi mestieri, si riviverà appunto l'emozione del presepe. Poi ore 14, dalle 14 alle 20 a Bottrighe, sfilata canora benefica di Babbo Natale. Poi all'Auditorium Pertini, sempre sabato 7, il tradizionale concerto di Natale del coro polifonico della cattedrale per gli ospiti della casa di riposo. Il trenino elettrico gratuito anche il sabato dalle ore 16:30 per il corso. E poi Babbo Natale incontra i bambini a cura di Adria Shopping. Poi continuando abbiamo sempre sabato, aspetta, questi qua sono belli. Allora, al Del Caffè, ore 18, sono tutti belli ovviamente, l'incontro letterario con Enrico Galliano, del suo ultimo libro Più forte di ogni addio. Poi alle ore 19 al Museo MAD, Resistenze inalienabili, arte contemporanea per i diritti umani, molto bello il MAD, se non l'avete visto andateci. Alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Baricetta ci sarà il concerto d'organo del maestro Enrico Manfrini, e alle ore 21 la replica al Teatro Comunale dello spettacolo di Angelo Pintus, destinati all'estinzione. Domenica 8 dicembre ancora stelle di Natale dell'AIL. Poi ci sarà la mitica camminata dell'Immacolata Adria Run, ok, e poi le iscrizioni dalle ore 8 al Palazzetto dello Sport, con partenza alle ore 9:30 alla DS, appunto in collaborazione con ASD Podisti Adria. Poi nuovamente per tutta la giornata sulla via del Natale, passeggiando sulla riva del Canal Bianco con rappresentazioni di antichi mestieri, appunto per immergersi nell'emozione del presepe. E ringraziamo il Masci, la Gesci e la Fondazione Franceschetti di Cola. Alle ore 10 ritrovo incrocio Ponte Beniamino Gigli, Riviera Carbonara, con Boschi a Natale, visita guidata in località Artessura a cura di una guida naturalistica autorizzata dalla cura della Proloco. Dalle ore 10 a mezzogiorno, dalle 17 alle ore 20 ancora la mostra al Museo MAD. Dalle ore 10 alle ore 20
Per le vie e piazze di botteghe ancora la sfilata canora benefica di Babbo Natale a cura dei mitici Buontemponi e in simpatica compagnia. Dalle ore 14.30 alle 19 ancora al Museo Archeologico Nazionale ci sarà l'apertura. Ecco, sarà aperto appunto per tutti i visitatori e nel pomeriggio Babbo Natale incontra i bambini, sempre in corso Vittorio Emanuele a cura di Adria Shopping alle ore 16.30, sempre il Trinino elettrico ancora, e alle ore 17 Teatro Ferrini Commedia con le pillole di Ercole con la compagnia teatrale Artefatti. Ok, poi per concludere, il centro commerciale Il Porto propone Christmas Wonderland, meraviglioso Natale al Porto, e alle ore 21 al Teatro Comunale Un canto per un sorriso, i Blue Bordeaux Vocal Ensemble, concerto gospel di beneficenza. Molto bello per la Fondazione Città della Speranza, ecco, molto importante. Quindi questi sono gli eventi di weekend 6, 7, 8 dicembre. Per i prossimi ci sentiamo la prossima settimana. Comunque vi ricordo che sul post di questo appunto video, sulla descrizione, vi lascio il link per vedere con i vostri occhi tutto il programma di questa area di Natale ad Adria 2019-2020. Grazie a tutti per l'ascolto, ancora un saluto e grazie. Vi ricordo come sempre il blog di Adria del Polese nel gruppo Facebook e la pagina Facebook per lasciare i vostri eventi, manifestazioni, venire a curiosare, fate pure tranquillamente, e se avete voglia di un po' di musica ci sono anch'io, che ho appena ricominciato per appunto a riaffacciarmi nel mondo radiofonico. Per adesso andate su mixcloud.com/singlechat ad ascoltare il mio nuovo programma che è Selected for You, e tra poco uscirà anche la lista di tutte le radio che mi ospitano. Grazie a tutti, ci leggiamo sul blog, ciao ciao.